Aia, ma è stata lei. È sino malato. Sempre con che la faccia qui. A che vuoi chiudere? Il re si vignano, si è venuto troppo. Il mio marito. Non mi ha mai ben detto, no, ma. Sempre per capo. Poi, mamma mia, scusarizia e tu sei ancora preparato. E che ci vuoi fare? Sono di malinconica da tu. Mi prendo sempre pensieri imposti e triti, come ben dice la mia triste fiducia. In eccesso ho la bile nera, poi per te manatò, o per gli altri. Se fossi sanguigno, mi farei un solasso. Ma con la bile nera come faccio? Fa niente. Tengo tutti i visceri reputati. O stomaco non dice, si sta chino o sta affamato. Ma sono ridotto sto fegato di burrino, ma sono passato cuore in due. Tengo tutti i visceri reputati. Ma sai che tutto no. Avrei studiato ridotto una zozzucca. Per colpa di sti barbi, sporca, cullati spia, ipocriti assassini. Ognuno di loro sapere come si ingegna a ridurre l'oriamo in afa alla fogna. Mentre tutto là di regno, da sud a nord, da levante a ponente, si fanno più ricchi e più potenti. A me poi mi pare fare una cosa contro la natura, cercando di portare un po' di civiltà per raddrizzare sta città. E viene pure tu a festa. Maestà, se vi posso consigliare l'iperico. Ecco! Sai l'Imerica? Gli chiamano pure l'Evre San Giovanni. Non parlate troppo scienziati, che vedi queste cose, non ne sanno. Oltre a rilassare la pelle e a distendere le rughe e a fare le cosce e le coste, mette pure il buon umore in collo. Sappiamo che tempo a sta più all'era, ma stimano troppo all'era. E allora proibettono come erba pericolosa e creata da Satanasso in persona. Perché questa pianta fa avere visioni di quello che succede in Dananne se te la metti sotto al cuscino per festi San Giovanni. Come per esempio, che sta scorsa, o savio la te levo tutte pussate e te fasci fresco con mano rossa e scarce pensieretto rilassa. Sì, e lo sai però questa figliola che per fare i bidè ci vuole il bicarbonato, che ti disinfetta la ciuccetta, lui innova e purifica gli odori e cancella il ricordo e passa più amore. No, queste figliole di oggi non sanno proprio niente, ma che c'è imparato a fare la mamma? È stata l'era, che si è raggiunto che capino con loro ti passa per un genio e fa l'ambura. Un po' ripetico. Non ti preoccupare. Torta vai. Certo, non è una bella cosa, allora, dando una sorta di tarate, sti banchiere, sti mercanti, o fai chi sti sgatti, pezzi un filo. E oggi a così voglio le cose, beh, un banchiere fiorentino è più potente in un re e una regina. Già ci vuole fare, non mi già preparato. E fa proprio con la testa belletta. E dimmi come va questo cussetto. Ne può di più questo, può di niente. A 50 anni a versiccio da pelle. E con te va di Siena mi nascondo i rossori, non si improvvisi, così da sembrare assai donna di mondo. Ma se troppo rossore si nasconde e non vede più sul nostro viso quel rossore che appaia all'improvviso, possiamo non sembrare più tanto pudibonde. E sulle ciglia ci va un po' di marrone, che rende più definita l'espressione. La bocca rossa, con succo di lampone, un po' di polvere di diamante che serve a rendere la pelle più brillante. E sotto gli occhi ci va il nero, che fa lo sguardo intenso e pieno di mistero, così da intrigare anche il cavaliere più austero. Ma che fa sembrare più giovane se bilanciato sulle palpebre col rosa. Il nero e il rosa ci fanno ricordare ciò che ogni donna deve essere e sembrar, deve essere casta ma libidinosa, e sia pudibonda e sia licenziosa, e sia venetonda ma anche lussuriosa.
per la via vada tutta altera e stia bene in vista e se ne stia scusa, voglio che sia ingenua eppure maliziosa e che con la gente metta maniera, ma deve essere pure invitante appetitosa, faccia le sembianze candida e amorosa, ma che si dimostri d'uom troppo vogliosa, del suo casto onore sia gonfaloniera, d'ogni sua speranza sia la dispensiera, pur la nasconde, pur che la sbandiera. La donna è preda, l'uomo è cacciatore, ma se cambia poi la condizione e la preda diventa predatrice, l'uomo resta in sospeso e poi che dice deve essere ogni donna sia fiammetta che beatrice, deve essere ogni donna sia fiammetta che beatrice. E poi c'è la cosa più segreta che ogni donna usa. Zitta! Caccia scorre! Il seo è nulla da sapere. Ma che ne sta una segreta? Se non me lo dici da me! Ciò dici, Soltanto se promettete sul vostro onore di non dire niente a nessuno. Prometto sul mio nome. No, ma fa come dei giuramenti, fa come un giuramento. Dite presso a me la formula di giuramento. La mia parola di uomo La mia parola donna è una sola. È una sola. E se non la mantengo, E se non la mantengo, mi chiamerete mi chiamerete Bordaiuolo. Bordaiuolo. Poi, come ti permetti? Impudente! Ecco, vabbè, la riffa c'ho prima di 1, 2, 3. Chi il bella bello pare tanta pena da patire. Che significa? La prima cosa, a ceretta. A partire dal viso, perché se Picasso l'amante appassionato, se avesse trovato auspizio di mordicchiabili labuzze, si potesse trovare sotto il muso qualche filo di baffo. Tutte cosce se ne pilano perfetta e lisce come quelle una figliuola. È pure scemo. Le scelle non se ne pilano, ma sanno lavare buona, perché l'adora a nasce fuori, con tutto quello che succede. Devono stimolare l'uomo, poi dove suo. Terribile il cupe invece ci sono varie disquisizioni. Per esempio, so che a Pandolfiello gli piaceva china di figli. Ah, tu che ne sai? Per quello che mi ha detto? Qualche figliola. Potevo poi spiegare tutti a Villa Floridiana e tutte le giardine Castelcapua. Erano me popolo e lo piacevo per il frutto, al naturale. E a questo bello maritiello, come gli piace la sfogliatella? Mi fa soffrire per l'inferno. Avevo tutta derivata e non parliamo poi di latte. A chi fosse? Guglielmo il Duca. Con prima margherita. No. E con l'ambizioso. Era giovane e focoso. Era giovane assanguato. E avevo tutta derivata. Le tante, ma non era giovane che passare, quindi guarda questo. Oh, bella poverina. Tanta voglia da patente. Dopo questa dolorosa operazione, da mano femminile un bel massaggio che rende la pelle vellutata e la prepara alla durezza innata del tocco maschile rude e selvaggio che, al di là d'ogni singolo retaggio, è comune ad ogni uomo in cui ci si avventura, vuoi se plebeo o di nobile fattura. Ogni punto del corpo ha sua valenza e ciascun d'esso si profuma con diversa essenza. Sul viso adore rose con gocce di fragranza che scendono pian piano alle punte dei boccioli. Rinto vallicola adoreggia il sumino che spinge il nostro amante a tambur battente, spronandolo senza che più lui capisca niente. E dietro i lobi gocce di lavanda. Ai piedi poi, mi raccomando, senza mai manco un callo. L'ogna longa ha lustrato con lui a oliva e con un po' di cammilla è pittato con le nere che la terra causa nel femmina africana.
la biancheria al primo incontro sempre bianca, perché l'uomo ha da pensare che anche se per voi non è la prima volta e esso sarà troppo buono, non vi lusingate, ha da pensare che voi lo volete così bene, ma così bene, ma così bene, ma così bene, che pure se esso non è il primo, per voi è l'amore più grande che sto mondo e per esso deve essere la stessa cosa. Poi, se io stato per perdere, ma raccomando, Augusta, specialmente Augusta, che avrà chiuso con tutte che li stringa, con una perla più preziosa che state. E arreta voi, mentre le soglie, guardandovi, con solo quella in cuore, mentre voi non lo guardate, che se no si mette scuro. L'uomo è da tenere suo tempo e pensare, è da tenere oganza indovinare, è da tenere a fantasia si immaginare tutto quello che vi facesse per fare. E mentre scioglie a una quelle stringhe che l'hanno incatenare, ognuna di quelle, come le fascine vogliano le streghe, e quante più ne sono, più l'attaccano, e dentro quei lacci là si deve impantanare, come è bello che siamo femmine e nave. E scarpa sempre vera, perché a così sta trinde fuori, che state per venire sempre in canna, che stiamo là con la abbandonando. E poi perché una femmina opera, c'era l'amante sua che va più bene. Mai sembra donne troppo rapite, se lo per ottenere cose da voi già stabilite. Dell'ars amatoria nel pieno esercizio potrà l'amante conquistare ogni orifizio, ma ora che voi gli siete sottomessa, mettetegli davanti solo quei fori che non volete che egli se ne impossessi e non ciò che volete che gli violi. Ciò vi farà capir tale artifizio d'ogni uomo qual sia la sua natura, di com soddisfi ogni proprio sfizio violando o no la vostra fenditura che voi avete offerto proprio ora. Ci sta, si butta al precipizio, e chi pretende invece altra apertura, e c'è pur chi finge di non capire il gioco e cerca un altro indizio, un altro loco, come faceva quando il fello a loco, che procurava a me gioia e supplizio e che ci univa più d'altro argomento nell'esclusivo e grande sodalizio. Da ciò che un uomo fa nella tua alcova potrai capire il suo temperamento, perché a vedere qual che sia il suo vizio, di chi sia lui potrai avere la prova e farti su di lui il tuo giudizio. E parlerò al fin del bacio e della bocca, che sacro varco più d'ogni altra porta, e dell'amore è il più grande segno. Vedete ben perciò chi ve la tocca. State voi perciò sì bene accorta a chi darete questo vostro pegno. Il bacio è la cosa più sconcia, casta e bella. Ve lo nega la puttana, ve lo dà la verginella. Ma guardate quanto è bella la regina nostra. Guardate, con queste perle vicino alle orecchie, con questo diadema sulla fronte, con questi anelli. Guardate, ma che doveva fare senza queste pietre preziose, senza queste sciacquiglie? Ma guardate che riflessi, che colorito sul viso della monarca, fanno questi smeraldi, questi zaffiri, questi rubini, questo diadema incassionato di ogni ricchezza. Ma che doveva fare senza tutte queste meraviglie, senza questi bagliori di luce? Che doveva fare? Il funerale doveva fare. Il funerale doveva fare, ma Guardate quando sorride, che spettacolo si apre. Sorridete, maestra, sorridete, vi prego, fatelo per me, sorridete, maestra, guardate che spettacolo si apre, sorridete, Ma che stai facendo, Lu? guardate che spettacolo si apre quando sorride, è come il sole che splende a mezzogiorno, è come si fa a non avere invidia di chi le sta sempre attorno. Ma non è brutto tutto sto spreco che ha da fare una regina. Ma che dicete? Oggi anche i contadini rinunciano a tenere un filo di palla intorno al collo e la regina si fede la femmina qualunque. Proprio perché queste sciacquiglie le porta chiunque. La regina non avesse paura. Ma se tu mi volessi bene, avessa fa una legge che proibisse a chiunque perlomeno castellana a poter stesse cose da portare sul sopra. Quindi dovrei fare una legge su un uomo. Bravo, come intelligente.
E che faccio? Basta. E prendimi più assai di sul petto. Sta già variando un mese a essere sul banchiere fiorentino. Su sovrana e sorrigina. Ah, no! Ah, sì, ma vai più risciatato. Ah, così secco, ma barba che buona. Vai proprio torniciato. Ma io non posso fare miracoli. O vi fate un poco più secca e non ricciatate, o vi fate un poco meno secca e picciato. Posso considerare. A me va sempre. È possibile che non ci trasse. Fino all'altro ieri vi andava. Io ve l'ho anche allargato, ve l'ho cucito con queste mani mie. Dite che non vi trasse e mi mortificate. E l'altro era per trasere un buon trasse, ma buono. Vi trasse o non vi trasse, con voi è una cosa da momentanata e non dipende dal vestito. Come state il genio che ho voluto, ma allargate i bastini a seconda di come ci trasite. No, niente. No, è che noi donne col tempo ci facciamo sempre un po' più grosse, mettiamo sempre su qualche chiletto. Ma fai maledetta! Se dovete stare bene ve lo devo stringere nel corpetto. Questo vestito tu hai da pieno, pieno largo. E prima eravate guagliancella, forse adesso vi starete avviando verso lo sviluppo. O non levano zuzzillavo, ma non essere ridicolo e non ti fa sputto. Questo cosa hai fatto? E a te che te l'ha morto? Ma ci vuoi dire passare, che mo ti Maestà, a proposito di gioielli, io vi devo confessare una cosa, però non vi dovete arrabbiare, promettete che non vi arrabbiate. non mi arrabbio. È una cosa che abbiamo fatto insieme io e vostra moglie la regina. Che ha fatto? Non l'abbiamo fatto apposta, però maestà glielo dobbiamo dire perché queste sono le cose che gli uomini, i mariti sanno sempre per ultimi e lo vengono sempre a sapere dalle malelingue, invece è meglio che glielo diciamo noi. Sì, è vero. Lo sappiamo noi, che da certi personaggi che girano ancora. La palla, se possa pegare fatto, bocca tua! È capitato, eravamo soli a corte, io e la regina. Nessuno ci vedeva, nessuno ci guardava, nessuno ci ascoltava. Ci è venuta voglia di farci una bella e ce la siamo fatta! Come? Ti sei fatto una bella con muggere? Sì, ci siamo fatti una bella, sì, però non vi arrabbiate, ma mi avevate promesso che non vi arrabbiate. Ci siamo fatta una e adesso ci è piaciuto così tanto che ci vogliamo fare due belle, ci vogliamo fare un sacco di belle alla faccia di tutti gli invidiosi. Ma che le gattino? Ma fa la bella con macchina. Non avevo finito mai con scuola non fa. Ma addirittura tutta questa tragedia per una perla che si fa un cortigiano con una regina. La volete vedere? Puro, ma ci vuole Sì, facciamogliela vedere. Come siamo fatti? Così non vi arrabbiate più, la vedete non mi prendete più quella. Fatela vedere, da mia fratello. Ecco qua, vedi? Aperto. Certo, perché scusa, perché voi pensavate che una bella con una femmina, gita con una regina. Ma che si vuole vedere? La femmina si fa la bella tutta. E comunque adesso, visto che ci è riuscita così bene, abbiamo deciso di farci un allevamento di pelle, proprio a Palazzo Donnano, quello che sta sul mare. Quello che sta sul mare, tutto bene. Maestà, ma avete visto quanta ricchezza indosserà vostra moglie la regina? Avete visto? Sapete, Alessandra, la figlia di Giangariatto, e anche presente anche Valentina, Alessandro e Valentina, le sue figlie di Giangariatto. Neanche noi abbiamo in dote tanto bene, tanta ricchezza come vostra moglie la regina. Non si conta. Nemmeno loro devono essere ricchezze. Tanti nei loro volessero essere sovrani per portare questi sciacquigli che portano. E certo. Maestra, ma avete guardato bene il vestito che indosserà vostra moglie? Ecco, no. Questo per me non è un vestito. No. No, io dico che non è un vestito. Ecco. No, è un arazzo. Sì. Per me questo non è un vestito, questo è proprio un arazzo. E questo è un vestito di seta, tutto intrecciato.
intrecciato di fili d'oro e di fili d'argento. C'è voluto un sacco di tempo. Un filo d'oro, un filesetto e un filo d'argento, un filo d'oro, un filesetto e un filo d'argento, un filo d'oro, un filesetto e un filo d'argento, un filo d'oro, un filesetto e un filo d'argento, un filo d'oro, un filesetto. Ma se passa me, c'ha combinato a sto povero! E non è finita qua! Con me, guarda! Ogni paio di centimetri ci stanno incastrati tutti dei diamantini piccolini, piccolini, come sono bellini, piccolini, piccolini! Questo vestito che tenete solamente voi! Ma siete sicuri? E certo! E qua la femmina si permettesse di vestiti in questa maniera, io sto subito in galera! Immediatamente. Le leggi suntuarie, le leggi contro il fusto parlano chiare. Ha detto pure da sopra il pulpito cardinale che bisogna andare semplici vestite e non bisogna mettere questi abiti di seta. Ah, allora lo fai per conto, che cazzo sei? Le leggi suntuarie sono contro i borghesi, gli altri nobili che non sanno stare a posto loro. Non certo contro i sovrani. Questo è vero. Maestà, Abbiamo finito? vi dico la verità. Voi siete il sole, siete la luna e siete anche le stelle. E non ci sta una femmina in groppa a questa terra che può essere più bella di voi. Venite, abbiamo finito. Finalmente. Quanto siete belli. Fate un giro da destra a sinistra. Da sinistra a destra. Bellissimo. Adesso possiamo uscire. Ah no! Ho sbagliato una cosa grandissima, ma come ho potuto? Mettetemi a morte, su! Mettetemi sotto tortura! Ho fatto uno sbaglio gravissimo, adesso uscivamo e io facevo una brutta figura! Non sapevo a morte! Mi facevate la testa! Non sapevo la mia paura! Ho dimenticato! Ecco, l'aneletta! Ecco l'aneletta! Ah, pigliato un buffo. Vorrei chiamare qui sul palco due persone senza le quali questo spettacolo non sarebbe stato possibile in questa forma. La coreografa Floriana Cafiero e il maestro Stefano Pusiello, che è l'autore delle musiche tutte originali di questo spettacolo. Andiamo a togliere sul palco. Un po' di tempo che Stefano Pusiello e Floriana Cafiero. Sempre di Chiara, autore dell'opera e violinista. Devo presentare anche gli altri della compagnia: Raffaele Palumba, Carlo Alfaro e ragazzi, noi ci andiamo a cambiare perché stiamo sudati, altrimenti non stiamo tirando bagno.